Mezzanotte nei parchi centra due obiettivi importanti, non solo quello di far fruire il parco pubblico ai cittadini in orari anche singolari, ma anche quello di poter fruire di spettacoli interessanti. Ormai siamo giunti alla 10ª edizione. Mario Maglioni, quante edizioni ha partecipato? Tutte, dalla prima. Io mi posso reputare uno storico di Mezzanotte nei parchi, per me è un grande piacere e un grande onore. Quanto riguarda la musica con l'ecologia, insomma, io la trovo straordinaria, l'ecologia quella pura, chiaramente, che se parliamo dell'altra c'è qualche problemuccio. Comunque, niente, questa è una manifestazione che ormai è fortunata, nel senso che riesce non solo a far conoscere bene ai nostri concittadini alcune strutture straordinarie come questo Parco Camaldo, che credo che sia nuova, di Napoli, e questa è una cosa molto importante, fluisce tutte le persone che sono e rimangono in città, bella gente, tranquilli, sereni e spettacoli di un certo livello di cultura. Tu che fai del tuo repertorio della tradizione napoletano ormai il tuo percorso ormai da tantissimi anni, c'è da un po' di tempo insomma, che un fiorire di correnti, di pensieri, chi si ritiene il re, chi il testimone, insomma, questo patrimonio della canzone napoletana diventa un po' come dire, un percorso, un territorio sul quale tutti vogliono mettere il proprio aria e piantare le proprie radici. Tu che ne pensi? Questo dovrebbe essere una bella cosa, ciò vuol dire che allora non è vero che quando dicono ma tu canti canzone napoletana, ma chi non sopporta nessuno, non è vero. Dipende dai personaggi. Invece se tutti vogliono fluire in questo mondo vastissimo, in questa immensa cultura, vasta, immensa di note musicali, di poeti straordinari, cioè vuol dire che allora c'è qualcosa di molto importante, non è vero che dobbiamo storcere il naso. Per quanto riguarda chi la fa e chi non la fa, e questo spetta al pubblico, io dico sempre questo. Sì, a volte si dice, ma che cantato non mi piace, è una schifezza, non va bene. Ha un grande successo, bisogna rispettarlo, cioè vuol dire che trasmette qualcosa. Poi la musica, l'importante è farla, poi non ha importanza come la si fa, forse dicendo una cosa non bella, ma sai, faccio un esempio. Io sono un cantante che si accompagna con la chitarra, ho sempre detto, non sono un cantante chitarrista, perché il chitarrista è tutta un'altra storia, i chitarristi, io metto 3 note e tante volte ho avuto anche più successo di qualcuno che ne ha messe 44, perché? C'è comunque da sottolineare che tu hai una grande carriera, fai concerti un po' dappertutto, cioè sei richiesto in tutto il mondo, quindi significa che la tradizione napoletana ha questo suo valore. Ma io facevo anche quello che è un po' un paragone con quella che è la musica contemporanea, quello che viene definito un certo tipo di fenomeno, che insomma lascia un po' critiche un po' in generale di qua e di là rispetto a questo nuovo modo di intendere la canzone napoletana. Ma vedi, tu mi vuoi punzecchiare, però no, ma io rispondo tranquillamente, non c'è problema. Il discorso è questo, oggi c'è una musica adeguata ai tempi di oggi, basta, non ci sono altre risposte. Tutto quello che si canta in questo momento napoletano è adeguato alle persone di oggi, insomma, e perciò quello è tranquillo. Poi ci siamo noi che siamo in ogni tanto alziamo questa bandierina bianca con la paura, così che stiamo affondando, no? E alziamo la bandierina, poi ci vengono a prelevare e continuiamo. Però il diffondere di questa grande di questa musicalità definita, tu forse ti riferisci alla canzone neomelodica, funziona, è un grande successo perché loro riescono a trasmettere i messaggi che i giovani vogliono questo, ed è giusto che sia così. Che cosa c'è in cantiere per questo inverno per Mario Maglioni? Io da un po' di tempo sto cercando e tentando di rifare un disco che da un po' di tempo che non faccio. Allora, a volte decido di fare altri classici che non ho ancora fatto, altre volte invece vorrei cantare autori più contemporanei. Poi mi fermo perché questi benedetti dischi non si vendono, però credo che adesso riprenderò questo discorso che già stavo facendo l'anno scorso, di rifare un disco nuovo e poi fare le mie solite tournée Giappone, Canada, dove mi vogliono molto bene, veramente i giapponesi, e continuo a portare a difendere il nostro patrimonio, perché io oltre a cantare difendo questa città e cerco di difenderla solo con la musica.